quindi da oggi saremo in diretta anche su YouTube. Per le persone che mi seguono su YouTube possono tranquillamente cliccare sulla campanella per le notifiche. Tutto bene, Sergio, fa caldo. Fa un caldo cane, camma fa. Un caro saluto va sempre per tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, per tutte le persone di una certa età, le persone anziane, e un caro abbraccio va per tutti i non vedenti. Nicoletta, non faccio consulti gratis, vatti a fare il giretto, vai. Qua siamo persone serie, non lavoriamo gratis. Questo è una live seria e professionale. Se cercate il gratis, uscite immediatamente dalla live e andate a cercarvi i vostri pari, quelli che vi dicono stronzate, va bene? Chi vuole parlare con me, i consulti si pagano dietro appuntamenti tramite WhatsApp. Non sono uno dei tanti, sono una persona seria. Grazie delle condivisioni Sergio, grazie di cuore veramente, grazie, grazie, grazie. A tutti voi che condividete, a tutti voi che fate tappa a tappa, va la mia benedizione che possiate avere tanta pace, tanta buona salute. Questa è una live fatta di persone serie per le persone che capiscono cosa è la vera cartomanzia, per le persone che sanno effettivamente chi è il Sandone di Avella. Voi prenzole, voi qua, voi abitué, voi di poco valore, gentilmente uscite dalla mia live, andate dai vostri pari. Ah, e ti seguirò sicuramente domani mattina, Sergio. Allora, io dico sempre che quando io mi affaccio nelle mie live lo faccio prettamente per promuovere il mio operato e per stare un'oretta in compagnia dei miei carissimi follower. Salutiamo El Cavo che mi saluta da YouTube, grazie. Buona serata a te El Cavo. Quindi dicevo che quando mi affaccio in diretta live non mi affaccio per spassare alle persone come voi, non mi affaccio per spassare a voi che volete sapere, poverine, se vi ama, se vi vuole bene. No, questo è un lavoro. Il mio lavoro lo faccio dietro pagamento, non lo faccio gratis, perché se lo dovrei fare gratis dovrei comportarmi come gli altri, che una fattura, t'hanno fatto maleficio,
Se non la togli questa fattura morirai, ci vogliono 2000 euro per toglierla, perché mo viene il mese di agosto, ma ci a mettere un frisco mare che sordo tu. Questo è la realtà. Enzo Russo, lavoro? Sì, è un lavoro, autorizzato dallo Stato italiano. Se non lo sai, chiudi questo cesso di bocca e non parlare, zitto. Se tu non sai quello che scrivi, lavoro, sì, ti dico, è autorizzato dal 2020 dallo Stato italiano. È un articolo di legge e tu ti stai a mettere contro un articolo di legge. Perciò chiudi il cesso e vai da qualche altra parte, ok? Fai prima. Con me perdi tempo, capito? Allora, Maria di Avella, un abbraccio Maria, forte forte, salutami tuo marito Gianni, eh? Siete talmente frustati, siete talmente meschini, siete talmente indemoniati che scrivete stronzate senza sapere quello che scrivete. Voi lo sapete che tanti di voi siete indemoniati, lo sapete che il diavolo quando vi ruba l'anima non ve lo dice. Lo dovete sapere queste cose, perché esiste il bene e il male. Una persona che appartiene al cristianesimo, una persona religiosa, una persona che crede a Gesù, non si comporta così. Così si comporta il diavolo. Quindi siete indemoniati e non lo sapete, perché il diavolo non ve lo dice quando si ruba l'anima. Gabri, posso che cosa? Gabri, non faccio consulti gratis, solo su appuntamenti presi tramite WhatsApp. Non è una live perdita di tempo, è una live interessante, professionale, fatta di serietà. Se avete tempo da perdere, andate a perderlo altrove. Ok? Allora, il diavolo veste Prada. Buonasera, benvenuto nella mia live. Sasà, buonasera anche a te. Quando vieni ad Avella a prendere un caffè? Appena possibile mi faccio una passeggiata, Maria. Ti prometto che vengo. Vengo perché ogni tanto devo visitare la mia dolce Avella. Giovanna, buonasera anche a te Giovanna, ben entrata in live. Il diavolo veste Prada, ti seguo da anni. Grazie diavolo, grazie. Questi che stanno su TikTok, che seguono tutti i cartomanti, diavolo, per loro l'uno vale l'altro, quindi che seguono il Sandone di Avelle che è un personaggio pubblico, a loro poco interessa. Quindi il pubblico televisivo che tu mi vedevi in televisione
era fatto di un pubblico serio, un pubblico di persone umili. Qui invece su TikTok è un pubblico di demoni, un pubblico di indemoniati. Quindi ecco perché io non faccio consulti gratis. In televisione, se tu ti ricordi, mi pagavano tramite una telefonata con l'899 144 166, ti ricordi? Quindi tramite il telefono loro pagavano la telefonata, erano persone che avevano veramente un problema e pagavano tramite una telefonata. Qua su TikTok vogliono tutto gratis, hai capito? È un popolo di merda, tutto qua. Allora, Salvatore, buonasera. Da Taranto ti stimo amico sempre. Grazie, grazie, grazie. Sì, fanno i scemi per non la guerra, ma con me hanno sbagliato palazzo. Ma veramente hanno sbagliato palazzo con me. Siete abituati ai consulti, diavolo, non sono cambiato, sono sempre lo stesso. Con una marea di anni in più, carissimo diavolo, con una marea di anni in più, credimi. Una marea di anni in più. Sono sempre lo stesso. L'età però c'è, si fa sentire. Io quando vedo dei miei video di quando facevo televisione, mamma mia, mi guardo me stesso e dico Cleo è invecchiato. Come puoi parlare con me? Io ho delle regole qui su TikTok. Chi vuole parlare con me per un consulto senza limiti di tempo è possibile fissare un appuntamento su WhatsApp al mio numero che vedi nello scrollo. Prendi un appuntamento, il consulto si paga e saremo nella massima riservatezza solo io e te a parlare dei tuoi problemi. Tutto qua. Io lavoro solo nella massima serietà, professionalità, dove io vado a leggere le carte per dare una vera risposta. Ok? Qua purtroppo sono abituato alle stronzate, ma io le stronzate non le sopporto. Voi che mi avete seguito per anni in televisione lo sapete che ho parlato sempre in faccia, anche in televisione. Ho avuto sempre le palle. Allora, domani mi troverò in diretta con musica. Sì, l'ho capito, Sergio, ti seguirò domani mattina su TikTok con la musica italiana. Sì, ma anche lei sta qui su TikTok con le live di cartomanzia. Lei fa cartomanzia, si occupa di cartomanzia e astrologia nelle sue live, anche lei. Noi siamo quelli del passato, diavolo. Apparteniamo al mondo del passato, al mondo della serietà, al mondo delle persone che avevano ancora dignità, ricordati, avevano ancora dignità. Oggi non c'è né dignità né serietà e né rispetto. Oggi c'è solo una sola cosa, zoccolizia, troppa zoccolizia in giro. Io vuoi a me a vermouth, capito? O vuoi a me a vermouth. Hanno trovato proprio uno sbagliato.
Allora, salutiamo Gurudip su YouTube che mi stanno seguendo, quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite. Gianluca Rondina, buonasera anche a te che stai lì su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube, ragazze, quindi mi state seguendo anche da YouTube. Allora fate tap a tap, condividete questa live con i vostri amici, grazie. Questo è un periodo brutto, sapete quante di voi piangeranno, sapete quante di voi questo mese di luglio piangeranno lacrime amare perché i cartomanti stanno come i lupi per potervi ingannare e truffare perché il mese di agosto devono andare al mare con i vostri soldi, quindi dicono a tutti di avere la fattura, tutti voi avete la fattura, state chi ne fattura. La fattura esiste, ma non è che ce l'hanno tutti però, attenzione, non ce l'hanno tutti, ma esiste però. Ciao carissimo Sergio, grazie delle condivisioni e buona serata. Grazie. Questo è quando vedete la poca serietà, vedete la poca serietà, quello che dico sempre io. Visto che non faccio consulti gratis, ne siamo tre in live. Perché? Perché non faccio consulti gratis. Casomai io facevo consulti gratis, qui ce n'erano centinaia di persone in attesa di un consulto. Come si dice a Napoli, ognuno pensa ai cazzi suoi, io penso ai cazzi miei, dei vostri problemi, a me non me ne fotte un cazzo, ok? Perché siete persone poche serie, siete la marmaglia della gente, siete tutte persone che non avete nemmeno la luce nel frigo, non avete nemmeno la luce nel frigo, ok? Quindi siete una perdita di tempo e andate a perderlo da quelli come voi. Stanno tanti cartomanti che vi aspettano per farvelo gratis, visto che non capite le persone serie, visto che pretendete il gratis dove vi devono ingannare, dove vi devono rubare, truffare. È quello che cercate voi. Sta bene a voi, sta bene a tutti, fate quello che volete, fate come volete. Tanto la merda come voi non diventa mai cioccolata.
Salutiamo sempre a tutti coloro che mi seguono su YouTube, sul mio canale YouTube Il Santoni di Avella, un abbraccio anche a voi. 18 persone che mi stanno seguendo su YouTube, grazie, grazie, grazie di cuore. Qualsiasi cosa ricordatevi che io esisto, qualsiasi cosa ricordatevi che per un consulto di cartomanzia con il noto Santoni di Avella è possibile solo in privato tramite WhatsApp. Prendete il mio numero di telefono, fissate il vostro appuntamento, senza limiti di tempo potete sapere tutto quello che volete, perché io leggo le carte, non mi invento le cose, io leggo le carte. Cristian, ciao vecchio leone, saluti dall'Eurospin di Bergamo, ma ti candidi alla regione? Un abbraccio a tutta l'Eurospin di Bergamo, un abbraccio a tutti voi ragazze e ragazzi. No, che mi devo candidare, per carità, per carità, per carità. Io sono un antipolitico, sono un antipappone, un antipappone. La politica non fa per me perché io litigherei dalla mattina alla sera, li farei una chiavica continuamente. Allora, da oggi, ogni giorno potete seguirmi su YouTube, ok? Sia su TikTok che su YouTube, quindi siamo in diretta contemporaneo sia su YouTube che su TikTok. Per stare un'oretta in mia compagnia, non più di un'ora, un'oretta. Ragazzi, oggi fa caldo, eh? Mamma mia. È pazzesco. Allora, fate tap tap e condividete, ragazzi, forza. Voi di TikTok, voi di YouTube, cliccate la campanella, iscrivetevi al mio canale e vi arriverà la notifica per la mia prossima nuova live. Sempre che vi faccia piacere seguirmi. Valentina, buon pomeriggio anche a te. Allora, buon pomeriggio, grazie Cleo, mi dicesti che trovavo casa, ho trovato casa. Sarà capitato Valentina, sarà capitato. Salutiamo anche Armando, buon pomeriggio Armando, ben entrati in live.
un'oretta in mia compagnia, ok? Quindi tutti voi che mi seguite ogni giorno, io vi ringrazio anticipatamente. Allora, Valentina dice, maestro, se ti ricordi, non ci volevano dare per mezzo dei bambini, non accettavano bambini finalmente. Mi ricordo, Valentina, e beh, questi sono dei demoni. Chi non ama i bambini, non ama gli animali, non ama né se stesso e né gli altri. Sono demoni, sono persone indemoniate. Che vuol dire questo? Io non fitto casa perché non voglio i bambini dentro casa. Voglio ma stato buono, tutto a posto. O caldo va pigliata a capo. Ma perché non vi ricoverate? Ricoveratevi, ricoveratevi, non state buone caca. Valentina, io porto fortuna sempre a tutti, tu lo sai benissimo, io porto fortuna sempre a tutti. Io sono per le persone serie che mi capiscano, ok? Sono solo per le persone serie. Per sta gente di munnezze che sta ancora a TikTok, queste quattro zoccole che girano attorno attorno, dalla mattina alla sera, meglio che non entrano nella mia live. Li schifo categoricamente. Perciò a me o ne siamo 6 in live o ne siamo 600, non cambia niente, non cambia la mia vita, perché io sono famosissimo, sono molto conosciuto, quindi non ho alcun interesse di avere 200, 300. Io la munnezza ho cacciato fuori dalla mia live. L'immondizia l'ho cacciato fuori, non ne voglio casini. Voglio stare in grazia di Dio tra la gente che mi ama. Allora, parliamo un po' di qualcosa importante. Andiamo a parlare della fattura. Che cos'è una fattura? Da dove arriva una fattura? Chi è che ti fa una fattura? Questo va per tutti voi e per farvi capire la realtà dei fatti. La fattura esiste, ci sono due tipi di fattura, due tipi di fattura. Esiste la fattura, a volte ci sta anche la fattura a morte, attenzione. Esiste la fattura che viene fatta da un
da una persona che gli avete fatto qualche danno, che gli avete creato dei fastidi e per rabbia si reca dal cartomante, non quelli che stanno su TikTok, sta munnezze, si reca da un operatore esoterico importante, da un operatore che fa solo queste cose e ordina, dietro pagamento, ordina una fattura alla persona che vuole liberarsene e che vuole che gli deve andare tutto storto. Questo è un tipo di fattura. L'altro tipo di fattura è un accumulo di energie negative. Sarebbe la famosa bestemmia. Una persona, spesso di famiglia, che ti manda una bestemmia con rabbia, con nervosismo, stai ben sicuro che ti colpisce. Da quel momento comincia ad andarti tutto male, tutto storto, non te ne va bene una. E questi sono i due tipi di fattura. Tutti e due, in entrambi i casi, è possibile liberartene recandoti o chiedere informazioni a un personaggio che si occupa solo di queste cose. Ma il fatto che vi va tutto storto e vi va tutto male proviene da un'altra cosa. Se ci avete fatto caso, vi va tutto storto, tutto male da quando avete cominciato a consultarvi con i cartomanti. Perché? Chiamare a più cartomanti al giorno, a settimana o al mese comporta forte negatività, perché voi assorbite le energie del cartomante fasullo, perché qui su TikTok cartomanti sono solo fasulli. Se ne salvano quei 2 o 3 bravi, il resto non servono a niente, perché di cartomanzia non ne capiscono, non hanno uno studio di base, non hanno mai fatto nessun corso di cartomanzia, quindi hanno semplicemente comprato le carte su Amazon e vi raccontano stronzate. E tutti questi cartari vi creano energie negative, facendo in modo che vi va tutto storto, tutto male. Quindi quante di voi gli va tutto storto da quando hanno cominciato a consultarsi con tanti cartomanti? Pensateci, passatevi la mano per la coscienza e vedete se non è come dico io. Vi va tutto male da quando avete cominciato a girare torno tutti i cartomanti. Questo è quando. Chiaro? Perché voi non è che vi rivolgete a un professionista, dice vabbè questo è bravo, me lo ricordo, sta da tanti anni in mezzo e quindi da tanti anni deve essere per forza bravo, no? Deve avere una marcia in più. No, a voi non ve ne frega, a voi al primo che vedete con le carte in mano, anche una piccola, anche una scimmietta che ha le carte in mano, chiamate perché per voi è gratis. Poi subite gli inganni, subite le truffe e poi vi lamentate i cartomanti sono ladri. No, sei tu una ladrina. Sei tu una ladrina che l'hai chiamato. Perché tu pensavi che era gratis, non pagavi niente e ti facevi il consulto gratis. Poi
poi una volta che il cartomante ti ha, capisci a me, e poi dici che il cartomante è cattivo. No, sei tu una ladrina. Perché se non eri una ladrina, ti rivolgevi a un professionista, pagavi consulto e venivi trattato con guanti bianchi. Come dici, grandissima ladrina? Come dico io oppure no? Ai ai ai. Salutiamo sempre tutti gli amici che mi stanno seguendo su YouTube al mio canale Il Sandone di Avella. Quindi un abbraccio a tutti voi di YouTube, al mio popolo di YouTube, perché io ho un popolo su YouTube fatta di tanta gente, veramente, tanta gente che mi segue su YouTube. Quindi è arrivato il momento di, di essere presente, un po' più presente tra di voi, quindi le mie live ogni giorno saranno anche su YouTube, tranquilla. Un'oretta al giorno ve la dedico. Allora, di che cosa mi occupo io? È scritto qui sotto, vedete? C'è la scritta. Di quello che mi occupo io c'è la scritta, leggete qui sotto la mia foto per voi di TikTok, per voi di YouTube trovate la scritta nei commenti, nel primo commento. Comunque fa un caldo cane, ragazzi, non se ne può proprio più. Col climatizzatore acceso eppure fa caldo. Stamattina sono stato al mare, sul lungomare a Napoli, a Via Caracciolo. Mamma mia, mamma mia, si muoveva dal caldo, veramente, giuro. Non se ne poteva niente. Tirava un po' di venticello perché stando sul mare un po' di venticello tirava, però era insopportabile, veramente insopportabile.
Allora, vi ricordo che ogni giorno saremo qui in diretta live, sempre un'oretta, non più di un'ora, per poter parlare del mio operato, ok? Quindi prima di scrivere nel rullo, leggete nello scrollo quello che c'è scritto, quindi è inutile che vi improvvisate per chiedere, a me non si chiede niente, a me si chiede solo appuntamenti in privato, perché questo è il mio lavoro. Ricordatevi sempre che esiste il bene e il male. Ciao Diamante, sì che ti leggo. Buon pomeriggio Diamante. Esistono sempre due poli, negativo e positivo. O c'è Iorit, o maschio e la femmina. I due poli esistono comunque. Quindi esiste il bene, esiste il male. Questo ve lo posso garantire. Va bene? Salutiamo via vedere Griffe. Buon pomeriggio, io da persone educate vi saluto. Salutiamo Vittoria, Fortezza, Rosetta Marino, Federica, Mariano, Anna. Salutiamo anche Anna. Ciao Valentina, buona continuazione di serata, eh? Un abbraccio di luce a te, grazie. Maria Graziella, buon pomeriggio. Che c'è? C'ho il mio gattino, quando mi perde mi va in cerca.
Vi ricordo che dopo questa live vado a pubblicare l'oroscopo della giornata di domani, ok? Quindi qui sul mio canale TikTok e su YouTube ogni giorno potete leggere il mio, cioè il mio oroscopo che vado a preparare per tutti quanti voi. Ogni giorno nuovo oroscopo, quindi non perdete quello di domani, ok? Voi di YouTube cliccate sulla campanella così vi arriva la notifica quando io pubblico il nuovo oroscopo della giornata. Iscrivetevi al mio canale YouTube così potete leggere l'oroscopo ogni giorno. Potete seguire tutte le mie live ogni giorno, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Voi di TikTok, se volete iscrivervi al mio canale di YouTube, basta andare su YouTube, scrivete il Santone di Avella e trovate il mio canale, vi iscrivete e cliccate sulla campanella. Mi riferisco a voi persone serie che state su TikTok inutilmente in mezzo a questa marmaglia di gente. Se vi volete salvare, iscrivetevi al mio canale YouTube, perché su YouTube siamo tra persone serie. Quindi, se volete uscire dalla marmaglia, andate sul canale YouTube e cercate il Sandone di Avella. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Sì, Maria Graziella, gli animali mi amano, gli animali mi amano, non le bestie. Le bestie li tengo lontane da me. Salutiamo Michele Romano, buon pomeriggio, o meglio buonasera, diamo la buonasera anche a Tony, buonasera. Luisa Baldasini, buonasera maestro, è possibile fare una domanda? Grazie. No, Luisa, devi sapere che io non faccio consulti gratuiti, i consulti li faccio solo riservatamente dietro appuntamenti tramite WhatsApp. Si prende un appuntamento su WhatsApp al mio numero di telefono, si fissa un appuntamento, si paga il consulto, senza limiti di tempo, si può chiedere tutto quello che vuoi. Ma non effettuo consulti gratuiti, mi dispiace, perché amo fare le cose per bene, amo essere professionale. Ok? Grazie a te Luisa di avermi seguito, grazie.
Valentina Bambola, grazie delle condivisioni, grazie di aver condiviso questa live, grazie. La mia benedizione per te che hai condiviso, che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi. Un abbraccio di luce. Bene, bene, bene. E anche quest'oretta è terminata. Come io dico sempre, io regalo a tutti voi un'oretta della mia vita ogni giorno, non più di un'ora, perché non sto qui in cerca di polli da spennare, credetemi. Se io sarei qui per polli da spennare, allora farei come fanno tanti. Mi metterei qui 3, 4, 5 ore a fare le live in cerca di pollastre da spennare. Ma siccome io mangio tutto un altro pane, le mie live sono semplicemente per affacciarmi e per dire ragazzi, io sto qua, se avete bisogno di me contattatemi privatamente e parliamo dei vostri problemi e se vi posso aiutare vi aiuto. Tutto qua. Un abbraccio di luce a tutti voi, vi saluto, l'appuntamento è tutto per domani alla stessa ora più o meno, anche per voi di YouTube, ci vediamo domani alla stessa ora. Attivate la campanella delle notifiche, vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live. Un abbraccio di luce a voi di YouTube. Il Cactus dice ciao maestro, non parlare di polli da spellare, sì, un maestro serio. Appunto, ma io lo voglio, ne parlo carissimo Cactus, per far aprire gli occhi alle persone, di farle, diciamo, di fargli fare attenzione, capito? Perché qui stanno come i lupi, iniziano alle 6 di mattina su TikTok, devi sapere che iniziano a fare le live alle 6 di mattina fino a tarda serata, mangiano anche in diretta live, capito? Cosa ci fanno secondo te 3, 4, 5, 6 ore in diretta? In cerca di pollastri da spennare. Perché una persona seria, quando si affaccia quell'oretta, saluta il suo pubblico e chi si è visto si è visto. O no? Penso che sia così. Io cerco sempre di salvaguardare il mio pubblico, di fargli aprire gli occhi al mio pubblico.
di dire fate attenzione, questo è il mio motto. Da 47 anni in attività è chiaro che adesso devo salvaguardare un po' il mio pubblico, il mio popolo. Hai capito? Questo è il discorso. E tu non sai che ho passato con questi luminari che hanno spillato tanta gente. E tu non sai che... Ma la colpa, vedi, ti rispondo, Cactus, la colpa è sempre vostra. Perché se tu hai un problema, diciamo un problema legale, che fai? Cerchi il miglior avvocato per poter risolvere il tuo problema. Non è che ti rechi da un avvocato appena diplomato, no? Che esperienza può avere? Se tu cerchi un medico per curare una tua malattia, certamente ti rivolgerai a un grandissimo medico che ha molta esperienza del settore della tua malattia. Ma qua con i cartomanti voi tutti fate diversamente, non ve ne frega chi è. Il primo che incontrate con le carte in mano, solo perché è gratis, vi fate ingannare. Capito? Quelli lì, per fare consulti gratis, li fanno proprio per ingannarvi, per portarvi nel privato e poi in privato vi dicono tante di quelle cose che vi devono rubare i soldi dalle tasche. Quindi io la colpa non la do a questi miserabili truffatori che non capiscono un cazzo di cartomanzia. La colpa la do a voi tutti che li seguite solo perché è gratis. Ma il gratis quando mai ha portato pane? Ma voi lavorereste gratis senza prendere una mensilità? Ci andresti a lavorare? Io penso di no. E loro se lo fanno perché hanno il trucco, c'è l'inganno. E voi, stupidi, non lo capite. Poi vi lamentate. Ma che vi lamentate? Non vi dovete lamentare, perché tutto ciò l'avete voluto voi, lo volete voi. Capito? Cactus, bravo maestro, è proprio questo il problema. L'inganno è il web di oggi. Bravo, ma il web di oggi non è come la televisione ai miei tempi. Io vengo da 40 anni di televisione, dove per un consult pagavano attraverso una semplice telefonata con l'899, 144, 166, se ti ricordi si pagava con la telefonata. Col web, il web va trattato diversamente, capito? Non è che tu il primo che vedi, patapaf, perché è gratis. Anzi, oggi ti spiego un'altra cosa. Oggi con l'intelligenza artificiale, se vuoi sapere chi è il Sandoni di Avella o chi è il mago Chiappariello, ci vogliono 2 minuti. 2 minuti, fai la prova per piacere, ci vogliono 2 minuti. Se tu hai su Gemini l'intelligenza artificiale di Google e vai a chiedere chi è il Sandoni di Avella, Gemini fa una ricerca e ti dice quello che la stampa italiana ne pensa del Sandoni di Avella. O se tu scrivi chi è il mago Chiappariello, Gemini fa una ricerca e ti dice cosa dice la stampa italiana del cartomante Chiappariello. Ci vogliono 2 minuti, ma voi tutto questo non lo fate. Bravo, questo è proprio questo il problema. Buonasera Mucosolvan, buona serata.
Avete capito o no? Per sapere se c'è l'inganno e vuoi un consulto di un cartomante che ti è simpatico, va? Ci vuole niente, 2 minuti di tu sai già di quella persona, sei un truffatore, sei una persona seria, sei una persona che ci puoi avere a che fare, sei una persona che devi tenere alla larga. 2 minuti ci vogliono. Basta andare su Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, e vai a chiedere del personaggio che tu vuoi consultare e vedi che cosa ne esce fuori. Va bene? Un abbraccio di luce, ti saluto Cactus, è stato un piacere dialogare con te. Un abbraccio di luce, ci vediamo alla prossima live, ti arriverà la notifica se hai attivato la campanella, va bene? Domani più o meno alla stessa ora. Buona serata a tutti.